Intanto che aspettiamo il dottor Marchesan facciamo l'appello. Buongiorno a tutti. Iniziamo questo consiglio appunto con l'appello. Prego. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto Marco. Presente. Montisano Vera. Presente. Perissinotto Nicola. Assente giustificato. Zia Paolo. Canta Elisa. Di Vece Daniela. Trevisan Elisa. Bravin Rachele assente giustificata. Finotto Alberto Fabio. Guglielmini Pierino. Battistuta Diego. Tamassia Evaristo. Marchesan Rocco. Assente. Boso Arianna. Boato Giuseppe. Miollo Carlo. Baso Lino Antonio. Assessori esterni Antelmo Luca. Berardo Giampietro. Doretto Catiuscia. Presente. Munerotto Mattia. Iniziamo con il punto primo. Scusatemi, gli scrutatori vengono nominati. Ok, vabbè, quando arriva la mettiamo presente. Vengono nominati scrutatori, consiglieri Boatto, Miollo, il capogruppo Miollo e il consigliere Tamassia. Iniziamo quindi dal punto 1 all'ordine del giorno, approvazione convenzione ai sensi dell'articolo 28 bis del DPR 6 giugno 2001 numero 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. In applicazione dell'articolo 11,2 della legge Regione Veneto 14 del 19, si tratta di un intervento di ristrutturazione con ampliamento di un edificio residenziale sito in Caorle, lungomare Trieste. Relaziona il consigliere Tamassia. Sì, grazie Presidente e buonasera a tutti. Allora, dato che in data 16 gennaio 2025 è stata presentata dalle ditte Rizzante Maria Luisa, Rizzante Renata e Rizzante Federico Reste l'istanza per rilascio di permesso di costruire convenzionato relativa all'intervento di un immobile in lungomare Trieste identificato catastralmente al foglio 34 Mappale 299 di cui le ditte sono proprietarie, che l'ampliamento complessivo richiesto, derivante dall'applicazione della quota residua di cui la legge regionale 14-2009 risulta di 163,95 metri quadri e che con tale ampliamento l'edificio ottiene una cubatura pari a 3.394,32 metri cubi, atteso che l'intervento comporta la realizzazione di un edificio con volume superiore ai 2.000 metri cubi e pertanto è subordinato al rilascio di permesso di costruire convenzionato, si chiede di deliberare di prendere atto della domanda di permesso di costruire convenzionato, di approvare per le finalità indicate ai sensi dell'articolo 11,2,5 della legge regionale 14-2019 e articolo 28 bis del DPR 380-2001 l'allegato schema di convenzione che disciplina l'esecuzione dell'edificio secondo le indicazioni piani volumetriche. Sostanzialmente è la ristrutturazione di un edificio residenziale che rimane tale, ma atteso che la cubatura supera i 2.000 metri cubi, per legge deve fare il passaggio in Consiglio Comunale trattandosi di PDC convenzionato. Grazie. Se ci sono richieste di intervento, di chiarimenti su questo punto, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buonasera a tutti. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Perfetto, prego capogruppo. Buonasera a tutti, voto favorevole. Passiamo alla votazione, voti favorevoli, unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità, voti favorevoli, unanimità. Passiamo al punto 2. Approvazione accordi di pianificazione ex articolo 6 legge Regione Veneto numero 11 2004 e adozione della variante numero 28 al piano degli interventi. Relaziona il consigliere Tamassia. Sì, premesso che sono pervenute le seguenti due proposte di accordo. Prima, Vidali Renata e Sergi Sabina, proprietari dell'immobile ad uso alberghiero denominato Hotel Luisa, che hanno depositato accordo di pianificazione finalizzato alla modifica della zona territoriale omogenea da D5 a B1 al fine di realizzare un fabbricato ad uso residenziale. Il tecnico incaricato, in data 7 ottobre 2025, ha inoltrato atto di compravendita con il quale le ditte Vidali Rita e Sergi Sabina hanno ceduto la proprietà dell'Hotel Luisa alla società Vigfin SNC di Vigani Stefano e Vigani Pierluca.
In data 17 novembre 2025 la nuova ditta proprietaria ha perfezionato l'istanza di accordo depositante agli atti tutta la documentazione richiesta. Seconda proposta di accordo proposta da Cinganotto Hermes e Cinganotto Adolfo, proprietari dell'immobile d'uso alberghiero denominato Hotel Elena, ubicato in Caorle, via Tagliamento 24, hanno depositato proposte di accordo di pianificazione finalizzate alla modifica della zona territoriale omogenea da D5 a B1, al fine di realizzare in vigenza della relazione approvata un fabbricato ad uso residenziale attraverso un intervento di riqualificazione del volume esistente. Dopo l'iniziale integrazione istituzionale alla stessa, il tecnico delegato in data 5 novembre 2025 ha inoltrato atto di compravendita con il quale le ditte Cinganotto Hermes e Cinganotto Adolfo hanno ceduto la proprietà dell'Hotel Elena alla società immobiliare Caorle SRL. In data 19 novembre 2025 è stata notata copia dell'atto unitario d'obbligo ricevuto dal versamento del 10% del beneficio pubblico. Dato atto che le proposte di accordo di pianificazione prevedono la riclassificazione puntuale delle aree individuate dal piano degli interventi vigente da zone di 5 a zone territoriali omogenei B1, che le proposte di accordo sopra descritte sono in linea con i contenuti del PAT, pertanto meritevoli di accoglimento, che rispondono ai criteri di indirizzi presi da questa amministrazione finalizzati anche alla riqualificazione del tessuto urbano, che con la variante verrà aggiornata la cartografia del PI attraverso la riclassificazione delle aree perimetrate del piano di interventi vigente in zone di 5 a zone B1, dato atto che le nuove ditte proprietarie con le proposte di accordo di pianificazione sono obbligate a dare attuazione alle previsioni di varianti urbanistiche entro i termini di 12 mesi dall'appropriazione delle varianti e dello specifico sono impegnati a sottoscrivere presso un pubblico ufficiale, registrare e trascrivere l'atto d'obbligo unilaterale entro i 12 mesi dall'approvazione della variante, a corrispondere il 90% del beneficio pubblico e a presentare entro i successivi 6 mesi dalla registrazione dell'atto d'obbligo l'istanza del titolo edilizio abilitativo all'intervento, pena la decadenza della variante urbanistica, si chiede di deliberare di approvare l'accordo di pianificazione promosso dalla ditta Vigfin SNC di Vigani Stefano e Vigani Perluca e l'accordo di pianificazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale Veneto 11/2024, promosso dall'immobiliare Caorle SRL. Si tratta sostanzialmente di due svincoli alberghieri già previsti dal PI e quindi hanno fatto richiesta di svincolo da trasformazione da albergo a residenziale. Se ci sono interventi o richieste di chiarimento su questo punto, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Buonasera a tutti, grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Qui non c'è da votare immediata eseguibilità, quindi possiamo passare direttamente al punto 3. Convenzione ex articolo 30 decreto legislativo 267 del 2000 per la gestione associata delle misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale nell'ambito territoriale sociale Veneto 10, approvazione proroga al 31/12/2026. Relazione all'assessore Doretto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Premesso che la legge 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'articolo 8,3 lettera A, ha affidato alle Regioni il compito di determinare gli ambiti territoriali nei quali si valorizza il ruolo dei comuni in rete diffusa nel territorio, quale dimensione idonea per la realizzazione del sistema dei servizi sociali. Che il decreto legislativo 147 del 2017 ha previsto il rafforzamento dei servizi sociali in capo ai comuni, individuando gli ambiti territoriali quali diretti interlocutori e attribuendo le risorse direttamente agli stessi. Che la Regione del Veneto, in attuazione della legge 328 del 2000 sopra citata, ha approvato la legge 9 del 2024 recando assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e servizi sociali. Premesso inoltre che i comuni dell'ambito di cui fa parte questo ente, denominato ATS VEN 10 Portoguaro, hanno individuato quale ente responsabile della gestione amministrativa in via transitoria il comune di Portoguaro. Atteso che in data 29 luglio 2022 è stata sottoscritta dai comuni appartenenti all'ATS VEN 10 Portoguaro
una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000 per la gestione associata delle misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale nell'ambito territoriale e sociale, individuando quale ente capofila il Comune di Portogruaro, e che la convenzione di cui al punto precedente risulta di imminente scadenza prevista per il 31/12/2025. Considerato che si rende necessario garantire la continuità dei servizi sociali gestiti in forma associata con capofila il Comune di Portogruaro nelle more di costituzione e avvio dell'ente gestore dell'ATS, si chiede di deliberare la proroga di convenzione stipulata in data 27 luglio 2022, avente come oggetto convenzione ex articolo 30 decreto legislativo 267 del 2000 per la gestione associata delle misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale nell'ambito territoriale e sociale VEN 10. Si chiede di deliberare questa proroga perché la proroga verrà fatta solo per un anno, perché nel 2026 verrà costituito l'ATS e quindi poi tutto verrà in gestione all'ATS. Grazie. Se ci sono interventi o richieste di chiarimento su questo punto? Nessuna. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Sì, grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Punto 4. Rinnovo delle concessioni in uso gratuito degli impianti sportivi e approvazione dello schema di convenzione fra il Comune di Caorle e la Fondazione Caorle Città dello Sport. Relaziona l'assessore Munerotto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Nel 2009 il Comune di Caorle ha costituito la Fondazione Caorle Città dello Sport con lo scopo di individuare un modello gestionale per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi. Con questa deliberazione andiamo a rinnovare la concessione in uso gratuito per 8 anni. Sostanzialmente il testo della convenzione, della concessione in uso gratuito che andiamo a approvare ricalca le precedenti concessioni, viene aggiornato in maniera sostanziale solo su una parte dove nelle premesse viene indicato che il Comune di Caorle andrà a monitorare con degli indicatori il modello gestionale per l'uso degli impianti sportivi, mutuando sostanzialmente quello che viene previsto anche per i servizi di rilevanza economica che vedremo più avanti, insomma, nei punti qui all'ordine del giorno del Consiglio. Per il resto, insomma, è la medesima convenzione che è stata fatta negli anni precedenti. Se ci sono domande sono a disposizione. Prego, se ci sono richieste o chiarimenti. Niente, passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Approvata. Punto 5. Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici. Approvazioni e modifiche. Relazione all'assessore Munerotto. Presidente, con questa delibera andiamo a approvare delle modifiche al regolamento comunale per la concessione dei contributi e ausili finanziari e sussidi, nonché dei vantaggi economici. Il regolamento che era stato approvato nel 2013 necessitava, anche alla luce dell'evoluzione normativa, di alcuni adeguamenti. Da una parte in tema di trasparenza e efficacia, dall'altra imparzialità, dall'altra anche per adeguare alcune parti in particolare che
necessitavano per quanto riguarda una gestione più accorta per quanto riguarda gli uffici, in particolar modo durante la rendicontazione. Nell'allegato sono evidenziate le modifiche che sono state apportate, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti relativi all'articolo 16, che è quello dove va modificato in maniera più sostanziale e che prevede una serie di adeguamenti per quanto riguarda la rendicontazione che devono fare le associazioni in sede di consuntivo e di domanda per quanto riguarda la concessione dei contributi. Viene adeguato poi la parte relativa i contributi possono essere di tipo annuale, ordinari oppure dal punto di vista straordinario. Viene adeguato anche dal punto di vista di quello ordinario, dove è prevista una serie di requisiti, tra cui anche l'iscrizione all'albo delle associazioni. Un'altra modifica importante è per quanto riguarda l'accesso alla domanda di contributo. Precedentemente, sulla versione precedente, veniva erogato il contributo per l'80% rispetto alle spese preventivate, adesso invece verrà concesso una misura del 100% sul disavanzo. Questo permetterà in maniera più efficace anche per quanto riguarda l'istruttoria poi degli uffici in caso a consuntivo di una riduzione di questo disavanzo, e verrà ridotto quindi in maniera proporzionale anche il contributo, dando la possibilità eventualmente anche in maniera anche migliorativa rispetto anche alle associazioni del nostro territorio, nel caso in cui ci sia invece un disavanzo maggiore, di rivedere anche da parte dell'amministrazione eventualmente il contributo stesso. Se ci sono domande, sempre a disposizione. Di chiarimento o domande? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Approvata. Punto 6. Approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2026. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. L'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, numero 296, stabilisce che le delibere relative alle tariffe e alle aliquote di competenza degli enti locali devono essere approvate entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso contrario, si intenderanno prorogate le tariffe e le aliquote dell'anno precedente. Queste delibere avranno efficacia dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In riferimento all'IMU, l'articolo 1, comma 757 della legge 27 dicembre 2019, numero 160, prevede che le delibere di approvazione delle aliquote siano redatte utilizzando l'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale. Il prospetto delle aliquote IMU, contenuto nella delibera di approvazione delle stesse, seguendo le modalità disposte dal decreto del Ministero citato, deve essere pubblicato nel portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione, entro il 28 ottobre, si applicheranno le aliquote vigenti nell'anno precedente. Come da prospetto allegato alla delibera proposta, per l'anno 2026 le aliquote IMU non subiranno alcuna variazione. Grazie. Chiarimenti o richieste di informazioni in merito a questa delibera? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Ok, facciamo di nuovo. Voti favorevoli? Astenuti? Okay. Passiamo all'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Punto 7. Approvazione documento unico di programmazione 2026-2028. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente.
Il DUP è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali ed organizzative. Rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Al suo interno contiene le indicazioni per ogni singola missione di bilancio e gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Gli obiettivi individuati costituiscono la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e divengono vincolanti per gli atti di programmazione. Si compone di una sezione strategica che ha come orizzonte temporale il mandato amministrativo e una sezione operativa che ha come orizzonte temporale lo stesso del bilancio di previsione. Nella sezione strategica viene analizzato sia il contesto esterno, nel quale l'ente svolge la propria attività, che quello interno, incentrato sull'organizzazione dell'ente mediante l'approfondimento delle tematiche relative all'erogazione dei servizi e alle scelte di politica tributaria e tariffaria, allo stato di avanzamento delle opere pubbliche e alle risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e di investimento. Nella sezione operativa la visione strategica si trasforma in programmazione operativa, specificando per ogni missione suddivisa in programmi le forme di finanziamento per ciascuna di esse. Questo permette di determinare il fabbisogno di spesa della missione e dei relativi programmi destinato a coprire le uscite correnti, il rimborso di prestiti e gli investimenti. Contiene inoltre una parte dedicata al fabbisogno di personale, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare e il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico. L'analisi delle linee programmatiche di mandato permette di identificare chiaramente per ciascuna di esse gli obiettivi strategici ed operativi, oltre ad evidenziare i referenti sia tecnico che politico che avranno il compito di completare il programma di mandato. All'interno del DUP trova collocazione il programma triennale dei lavori pubblici, che prevede per l'anno 2026 lavori di realizzazione nuovi spogliatoi Stadio Chigiatto euro 420.000, manutenzione straordinaria strade primo stralcio euro 500.000, manutenzione straordinaria strade 2025 secondo stralcio euro 550.000, manutenzione straordinaria alloggi ERP euro 550.000, manutenzione alloggi ERP euro 230.000, riqualificazione parcheggio scambiatore via Gallini stralcio 1 euro 920.000, intervento di riqualificazione di via Gritti euro 1 milione, intervento di riqualificazione via Eric il Rosso euro 270.000, per un totale di 4.210.000. Si tratta sia di opere nuove finanziate per la prima volta nel bilancio 2026 che opere già finanziate nel bilancio 2025 per le quali sono state svolte le fasi di progettazione e per le quali si prevede di bandire gara nel 2026. Per l'anno 2027 e 2028 nel programma sono inserite opere rispettivamente per euro 9.320.000 ed euro 7.280.000 che non hanno ancora trovato copertura finanziaria, ma per le quali l'amministrazione vuole impegnarsi a sviluppare dei livelli progettuali nell'attesa del reperimento della copertura del progetto. Grazie. Richieste di chiarimento o interventi su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo il punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto di astensione. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Approvata. Passiamo al punto 8. Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 e relativi allegati. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Il bilancio di previsione 2026-2028 in approvazione questa sera è il risultato del lavoro di squadra di tutta la Giunta, coadiuvata dalla collaborazione dei dirigenti e staff dei vari settori dell'amministrazione ed è frutto di un approccio di ampia condivisione delle problematiche e strategie, con la definizione delle priorità per un impiego delle risorse disponibili efficiente ed in linea con gli obiettivi programmatici di mandato. Il bilancio di previsione pareggia nel 2026 per euro 54.801.796
2.243.300,37, nel 2027 per euro 52.249.302,73 e nel 2028 per euro 51.968.165,25. Alle previsioni di competenza si affiancano per l'esercizio 2026 le previsioni di cassa. Sempre in riferimento all'esercizio 2026, le entrate tributarie ammontano ad euro 27.828.000, le entrate da trasferimenti correnti a euro 1.434.785,03. Le entrate tributarie extratributarie sono pari ad euro 6.992.272 per un totale di entrate correnti pari a 36.255.057,03. A fronte di queste entrate la spesa corrente ammonta ad euro 36.637.376,50 e la spesa per rimborso di prestiti quota capitale ad euro 1.329.000. Per quanto riguarda la parte investimenti, la spesa in conto capitale iscritta al titolo secondo, che ammonta ad euro 6.159.420,34, viene finanziata da entrate in conto capitale per euro 2.203.550, da fondo pluriennale vincolato per euro 2.527.870,34, da avanzo vincolato presunto applicato prima dell'approvazione del rendiconto per euro 800.000. Entrate correnti per euro 540.000, restituzione di prestiti da parte di Ater 88.000. Non è prevista l'accensione di alcun mutuo. Le entrate e spese per conto terzi e partite di giro pareggiano per euro 8.656.000. La previsione degli stanziamenti e delle entrate tributarie ammonta ad euro 27.828.000, in aumento rispetto all'assestato 2025 di circa euro 527.750, incremento dovuto all'aumento delle entrate da IMU e da imposta di soggiorno, mentre per la Tari si tratta di un dato stimato in attesa delle delibere di aggiornamento del PEF e delle tariffe. Il gettito di imposta di soggiorno previsto ammonta ad euro 6.500.000, la cui destinazione risulta essere la seguente: servizi pubblici 45%, manifestazioni 28%, promozione 17%, investimenti 10%. Le entrate da trasferimenti registrano una riduzione rispetto all'assestato 2025 di circa 500.000 euro. Tra le entrate tra trasferimenti correnti è compreso il contributo PNRR per il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione, realizzato dall'azienda speciale Domoschetta per euro 66.000 nel 2026. Vi è inoltre un contributo per il triennio di euro 32.000 da parte dell'azienda AS4 per il turismo sociale. Anche le entrate extratributarie registrano una flessione rispetto all'assestato 2025 di circa euro 506.000, dovuta ad una previsione in diminuzione delle entrate non ricorrenti. La spesa corrente si mantiene sostanzialmente stabile rispetto all'assestato 2025. Le previsioni 2026-2028 accolgono investimenti in avvio, finanziati nuovi nel 2026, per circa euro 3.631.550, di cui la quota più rilevante vedrà l'avvio nel 2026. Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, nel 2026 si prevedono entrate per euro 242.550, relative al contributo regionale destinato ad interventi di edilizia privata abitativa, euro 1.061.000 relative a proventi derivanti da concessioni edilizie previste dalla disciplina urbanistica ed euro 50.000 per monetizzazione parcheggi. La spesa per investimenti ammonta nel 2025 ad euro 6.159.420,34. Per quanto riguarda le opere pubbliche, nel piano triennale sono previsti nel 2026, tra gli altri, i seguenti interventi: manutenzione straordinaria di alloggi HELP per complessivi 550.000 euro e manutenzioni straordinarie strade per complessivi 1.050.000. La nota integrativa contiene anche la tabella dimostrativa del risultato amministrativo presunto al 31 dicembre 2025, pari ad euro 7.756.390,67, così suddiviso. Parte accantonata, euro 6.010.833,65, parte vincolata, euro 1.125.747,45.
destinata agli investimenti euro 7.950,71 e parte disponibile euro 611.808,86. Con la riforma contabile prevista dal PNRR è stato introdotto un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale basato sul principio accrual, obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche. Questo in ossequio agli obblighi contenuti nella direttiva dell'Unione Europea numero 85 del 2011. Questo comporterà che ci saranno dei nuovi documenti che andranno ad affiancare quelli della contabilità finanziaria di stato patrimoniale e economico. Il primo adempimento previsto sarà l'elaborazione sperimentale dei bilanci accrual a partire dagli schemi di rendiconto economico-patrimoniale relativi al 2025. Su questa delibera, come avete già ricevuto fra i documenti che sono stati inviati nei giorni scorsi, viene fatto anche un emendamento, poiché ci siamo accorti che nei documenti inviati via PEC la settimana scorsa vi era un errore nella tabella relativa all'imposta di soggiorno. Quindi con l'emendamento, che avrà una votazione separata rispetto alla delibera, andiamo ad approvare la sostituzione della pagina 43 e 48 della nota integrativa. Il presente emendamento è stato anche visionato dal revisore dei conti, che l'ha approvato. Grazie. Procediamo a votare prima l'emendamento e poi procediamo invece con la delibera emendata. Voti favorevoli? Ci sono chiarimenti sull'emendamento, richieste di chiarimento? Va bene così, votiamo l'emendamento. Allora, voti favorevoli? Unanimità. Se invece sulla delibera ci sono richieste di chiarimento come emendata, richieste di chiarimento o altre richieste, passiamo alla dichiarazione di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, noi voto contrario. Prego, capogruppo Miollo. Grazie, voto contrario. Passiamo alla... Prego, chiede la parola il sindaco. Prego. Una brevissima riflessione legata al bilancio, perché io credo più una riflessione politica legata all'attività di questa amministrazione, perché credo che l'assessore sia stato adeguatamente esaustivo, anzi io direi completamente esaustivo in tutti i passaggi, perché poi queste tre delibere sono una serie e trovo anche in qualche maniera una contraddizione astenersi sul DUP e poi votare contro questo bilancio, soprattutto non motivarlo, perché questo bilancio poi di previsione 2026-2028 prevede qualcosa come 21 milioni di euro di investimenti e sono richiamati appunto nel DUP. Ma volevo fare una brevissima riflessione legata proprio all'attività amministrativa e politica che questo gruppo, che questa maggioranza che amministra questa città ha dato in questi 4 anni. E su 4 punti a cui ci tengo. Bene, abbiamo raggiunto uno su tutti dal nostro insediamento, e cioè quella, in qualche maniera io la definisco impropriamente, pace sociale, dove le porte del municipio sono aperte per tutti e qualsiasi persona è libera di criticarci senza poi essere redarguita o richiamata in qualche maniera all'ordine, perché diversamente si sarebbero presi i provvedimenti. Ecco, io credo che questo sia forse l'obiettivo più importante che questa amministrazione ha raggiunto. La seconda, non meno o comunque di importanza notevole, sul fatto che l'immagine che oggi esce di questa città su tutti i giornali, su tutta la stampa, è solo ed esclusivamente un'immagine positiva. Si parla della nostra città solo ed esclusivamente in termini positivi, di cose fatte, di atteggiamento, di qualsiasi natura. Non c'è un articolo, io sfido chiunque in questi 4 anni, che sull'operato dell'amministrazione possa gettare qualsiasi tipo di ombra. Il terzo, la dignità, e lo dimostra il bilancio, ecco perché questo ragionamento lo faccio in fase di approvazione di un bilancio provvisorio, di un bilancio di previsione che riguarda il prossimo triennio.
e che è quello di pari dignità a tutto il territorio. Sono state considerate, come abbiamo sempre detto, tutte le frazioni, tutto il territorio, tutti i quartieri, perché così è giusto, perché così un'amministrazione deve fare. In termini poi di trasparenza e in termini di progettualità, perché lasceremo anche una progettualità importante. Il quarto, abbiamo riacquisito a livello sovracomunale quel prestigio e quell'autorevolezza che questa città si merita, non il sindaco o questo consiglio, perché questa è la 9ª meta turistica italiana ed è la 5ª spiaggia d'Italia ed ha riacquisito, ribadisco, ci tengo, perché può sembrare banale, quella autorevolezza e quel prestigio che si merita. Poi mi verrebbe da dire tanto altro, allora io magari sono sempre un po' prudente, proprio per l'esperienza fatta, non voglio parlare di Falconera che poco dipende da questo bilancio, però dipende da un'attività politica che l'amministrazione ha fatto. Anche perché, a differenza di altri, non mi voglio arrogare un merito che non credo di avere, perché uno che fa la propria attività per questa città, perché altri invece io ho visto in questi giorni in maniera, anticipando i tempi, io dico in maniera prudente, perché c'è una storia sulla questione di Falconera, perché finché l'Aula non approva l'emendamento, vero erano condizioni diverse, io ricordo un emendamento sempre sullo stesso tema approvato dalla Commissione Bilancio e poi in un milleproroghe non approvato dal Senato all'ultimo momento perché c'è stata una crisi di governo. Ora la vedo improbabile sinceramente e non credo che possa essere la questione di Falconera, anche perché se non sbaglio credo che proprio oggi il governo abbia posto la fiducia. E fino ad oggi non mi sono permesso di dire una parola anche rifiutando qualsiasi proclamo perché evidentemente la prudenza in questi 25 anni, perché è tanto il tempo che è stato dedicato sulla questione di Falconera, almeno dal quale io ne ho ricordo, potrei andare indietro perché effettivamente ancora il sindaco Moro e chi prima di lui aveva trattato questa questione, per cui non mi voglio arrogare dei meriti come qualcuno ha cercato di fare in questi giorni, sono stati parecchi perché c'è chi ha lavorato seriamente, ma poi c'è anche qualcuno che magari non sa neppure di che cosa parliamo e quali sono le condizioni che seguiranno, perché io credo che anche su questo tema il difficile e le complicazioni arriveranno dopo, perché quell'area va comunque acquisita, perché comunque quell'area va gestita con tutta una serie di complicazioni, una sola la dico, che è quella del PGRA, perché quella è un'area ancora non mappata, e ci sono delle contraddizioni proprio sul PGRA che dicono che da una parte della strada, anche seppur a ridosso della spiaggia, quella ci si può costruire addirittura andando con un piano interrato, e dall'altra parte tutto quello che è fuori terra non potrebbe rimanerci. E ci aggiungo, allora, non voglio parlare di Falconera o del fatto che la nostra città è stata città veneta della cultura piuttosto che città europea dello sport, che abbiamo portato il Giro d'Italia uomini e donne con la tappa finale, ho riportato le frecce tricolori, o meglio ancora, perché poi ci si dimentica con una certa velocità, e parlo solo di eventi, con una manifestazione top nell'atletica leggera negli ultimi 4 anni, ce l'avremo anche per il prossimo. Ma era per dire che è quell'insieme di un'attività amministrativa che si fa e che è in parte collegata al bilancio, in parte collegata soprattutto al DUP, e che non può essere liquidata semplicemente con un voto legittimo, ma senza alcun tipo di motivazione, e con una certa anche contraddizione, perché se mi astengo sul DUP, forse insomma potrei anche estendermi sul bilancio, visto che è strettamente legato. E allora io ci tenevo a sottolineare questo aspetto. 21 milioni di investimenti non possono essere banalizzati così, senza un briciolo di spiegazione dal punto di vista non tecnico, perché l'assessore è stato ben chiaro,
ma dal punto di vista politico, e io ci tenevo a sottolinearlo. Passiamo ora alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Contrari? Approvata. Passiamo al punto 9. Determinazione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare agli interventi relativi alle opere di culto ai sensi della legge Regione Veneto 4487, annualità 2026. Relaziona il consigliere Tamassia. Sì, grazie. La legge regionale 4487 prevede che i comuni riservino annualmente la quota dell'8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi ad opere concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi. Rilevato che dell'entrata per ogni urbanizzazione dell'esercizio del 2026 del bilancio di previsione 26-28, l'8% dell'introito stimato per oneri di urbanizzazione risulta pari a 25.000 euro, tenuto conto che nei termini previsti sono pervenute 2 istanze, quella della parrocchia Santo Stefano Protomartire, in cui viene chiesto un contributo per le opere di restauro presso il santuario della Madonna dell'Angelo, nello specifico viene chiesto un contributo per il restauro degli elementi pittorici e lapidei delle pareti della navata, che per una spesa di circa 95.000 euro, e quello della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in cui viene chiesto un contributo per le opere di manutenzione straordinaria presso la chiesa di San Bartolomeo di Caorle, situata in località di Brussa. Nello specifico viene chiesto un contributo per lavori di lattoneria e ripristino pluviali, per lavori di asfaltatura del parcheggio della chiesa e per sostituzione del motore, catene e quadro elettrico delle campane. L'intervento prevede una spesa complessiva di circa 14.700 euro IVATI. Considerato che tali interventi sono rientranti nelle categorie delle opere finanziabili, ritenuto di ripartire le somme nella misura stabilita dalla Giunta regionale nella seduta dell'11 dicembre 2025, precisamente alla parrocchia di Santo Stefano Protomartire euro 15.000 e alla parrocchia di San Bartolomeo Apostolo euro 10.000, si chiede di deliberare, di dare atto che l'importo relativo all'annualità 2026 è pari ad euro 25.000 e di approvare gli interventi precedentemente indicati, assegnando l'intera somma con le ripartizioni appena indicate. Grazie. Interventi o richiesta di chiarimento su questo punto? Prego, capogruppo Zia, con le dichiarazioni di voto. Grazie Presidente, voto positivo, favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Scusatemi, Presidente. prego, capogruppo Marchesan. Ho fatto un salto. Grazie Presidente, voto favorevole anche noi. Prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente. Allora, diamo delle motivazioni di questo voto nel dare anche le... Certo. Prego. Allora, voteremo favorevolmente perché, insomma, da questa parte dei banchi dell'opposizione non mi pare che sia mai stato assunto un atteggiamento, come dire, né contraddittorio né di ostruzionismo rispetto all'azione dell'amministrazione. Quindi noi, opportunamente, delibera su delibera, ci sentiamo liberi di fare delle scelte e stanno nella logica delle scelte proprie dell'opposizione, che è una cosa del tutto normale, non anormale, quella di non votare un bilancio di provvisione della maggioranza. La cosa veramente singolare sarebbe votare dall'opposizione il bilancio della maggioranza. Lei si attende, Sindaco, da noi che vorremmo essere coerenti dove siamo coerenti, perché noi in effetti non vediamo nessuna incoerenza nel votare, per esempio, un voto di astensione sul DUP, che è un documento di ampie, di larghe maglie, no? È un documento che per certe parti capitalizza un'azione dell'amministrazione facendo un po' un salto nel buio. Si mettono delle somme disponibili, non si sa ancora bene per spenderle come. Quindi è un documento che per parti non è sconvolgente o contraddittorio dare un voto di astensione. Per contro sarebbe abbastanza anomalo, per quello che accade nei consigli comunali di tutta Italia, aspettarsi che ci sia un voto favorevole su un bilancio di previsione. Peraltro nell'escursus che lei ha fatto io condivido molti dei punti, alcuni non so veramente come faccia ad intestarseli. La questione di Falconera in particolar modo, che come lei ha ben detto è una questione che dura da 25 anni, è stata, come dire, dissipata
grazie al 90% ad un'azione corale fatta all'interno della Lega, cominciando da questi banchi, portando progetti di legge in amministrazione a livello regionale, portandoli a livello statale e in ultimo entrando Però, con un emendamento. Capogruppo Miollo, la È prego di rientrare nel nel tema di questa dichiarazione è di la voto del motivazione punto. della dichiarazione di voto. Prego. Quindi, ecco, la motivazione della dichiarazione di voto a cui arrivo, Prego. non utilizzo il tempo di cui dispongo, è proprio questa. Quindi, a partire proprio da Falconera per arrivare a Caorle Città dello Sport, credo che ci sia stata, come dire, una volontà e una grande mano da parte della Lega, che pure sta nei banchi dell'opposizione. Per cui io veramente non credo che ci sia da stupirsi se si intenda votare, e non ci siano delle contraddizioni, se si intenda votare negativamente un bilancio. Detto ciò, la nostra dichiarazione di voto, proprio per le cose che abbiamo detto finora, è sicuramente favorevole, perché è una delle azioni che condividiamo, come tante altre, con questa amministrazione. Grazie. Il sindaco chiede la parola. Chiedo soltanto se il microfono del capogruppo Miollo funziona correttamente, perché la luce lampeggia. Ok, a posto. Prego, sindaco. Mi permetta, Presidente, lo faccio per fatto personale, perché io sono stato chiamato in causa, ma volevo rimanere sul tema della delibera. Non sarei evidentemente intervenuto, ma per fatto personale chiedo la parola. Allora, io ho detto che non mi voglio arrogare alcun merito. Io ho detto questo. Se qualcuno l'ha fatto e l'ha fatto impropriamente, insomma, non è il mio problema. Io ho fatto un ragionamento al contrario. Io ho fatto una mia riflessione. Chi sa ben chi ha lavorato sulla questione di Falconera ben lo sa. Io ho fatto un ragionamento proprio all'inverso di quello che lei ha capito, cioè non mi voglio arrogare alcun merito su questa questione, che è una cosa ben diversa. Allora, mi spiace che lei abbia frainteso. Dopodiché, sulla questione della coerenza, mi pare, io ho anche detto che qualsiasi tipo di posizione è legittima, e ci mancherebbe altro. Nessuno aveva l'aspettativa che la minoranza votasse il bilancio, ci mancherebbe. Il tema è diverso. C'è una connessione e voglio dire, e un collegamento tra DUP e bilancio di previsione, che a me personalmente, per l'esperienza che ho fatto in passato, sembra inverosimile che ci si possa astenere su un documento unico, che è la vera essenza dell'attività amministrativa, il quale mette in atto e specifica delle azioni politiche che poi vengono riportate nei numeri nel bilancio, capogruppo Miollo. Come dire, su questa cosa sono anche d'accordo, ma date dei numeri che non sono coerenti con quello sui quali, anzi, su questa cosa mi astengo e le potrei portare decine di casi in cui, senza sapere il perché, l'avevo anche richiamato nelle sedute, raramente l'ho fatto, che su alcune variazioni di bilancio si vota a favore, su alcune contro, su alcune ci si astiene, e uno dice, vabbè, ci sta, ma che ci sia anche un briciolo di spiegazione nella parte in cui uno potrebbe dire, e allora entro nel merito, magari su questa variazione sono anche d'accordo, ma siccome questa variazione è parte integrante di un bilancio sul quale ho votato in maniera contraria, mi astengo, ma non perché sono contro a quel provvedimento, ma mi astengo perché è legato ad un bilancio nel cui impianto io non sono completamente d'accordo. Il bilancio di previsione è solo lo schema matematico, se lo vogliamo impropriamente definire, di quello che è il DUP. Dopodiché, se lei avesse votato contro il DUP non c'era da meravigliarsi, ma si è astenuto da una parte e dal punto di vista tecnico sta dicendo che quei numeri non corrispondono a quelle azioni. Uno potrebbe dire, mi permetta, no, ma funziona proprio così, è meglio che così abbiamo chiaro. Allora, spero di non averla offesa nel dire quello che ho detto, però mi spiace anche farlo in questo contesto perché la delibera parla di ben altro, però è altrettanto vero che, voglio dire, siccome sono stato chiamato in causa, lei si è rivolto direttamente a lei, a me l'ho fatto per una questione personale. Bene, ora che le posizioni sono chiarite, possiamo passare alla alle votazioni. Scusatemi. Voti favorevoli? Unanimità.
Qua non c'è da votare l'immediata eseguibilità, possiamo passare al punto 10. Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 24, anno 2025. Relaziona l'assessore Montisano. Grazie Presidente. L'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica dispone che annualmente le amministrazioni provvedano ad analizzare l'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette. Nel caso in cui ricorra una o più delle condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo, le stesse amministrazioni devono provvedere a dismettere le relative partecipazioni mediante un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione. Con la delibera odierna si provvede ad analizzare le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024, aventi natura societaria in senso stretto. Non vi rientrano gli organismi la cui partecipazione è prevista obbligatoria da specifiche norme di legge, la Fondazione Caorle Città dello Sport, l'Azienda Speciale Don Moschetta e il Consorzio Energia Veneto. La revisione ha riguardato le seguenti società: ASVO SPA, ATVO SPA, Consorzio Arenini Caorle LTA SPA e Veritas SPA. Dalla relazione si evince che le partecipazioni vengono tutte mantenute senza alcuna necessità di interventi, tranne che per ASVO SPA, in quanto la partecipazione non è più detenuta dal Comune di Caorle, come da atto notarile sottoscritto il 25 novembre 2025, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia al numero 28803 serie 1T. Grazie. Richieste di chiarimento o interventi su questo punto? Prego, capogruppo Zia, con le dichiarazioni di voto. Voto favorevole, grazie. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità, approvata. Punto 11. Relazione di ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31/12/24. Approvazione. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Il decreto legislativo numero 201 del 13 dicembre 2022, decreto riordino, ha introdotto la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli enti di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi, dopo un'attenta valutazione delle esigenze della collettività. I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono quei servizi erogati verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato. Sono servizi che non si sarebbero svolti senza un intervento pubblico o che potrebbero essere erogati ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Sono attribuiti per legge, si parla in questo caso di servizi pubblici a rete, oppure è l'ente stesso che li ritiene necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità. In questo caso si parla di servizi pubblici non a rete. Il decreto riordino prevede che gli enti annualmente, contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate mediante un'apposita relazione, effettuino una ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, la gestione integrata dei rifiuti e il trasporto pubblico locale su strada, scusate se vi do fastidio. Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, la gestione integrata dei rifiuti e il trasporto pubblico locale su strada, parliamo quindi di servizi pubblici locali a rete, le relazioni sono state prodotte in quanto di loro competenza per legge dai rispettivi enti d'ambito, che sono il Consiglio di Bacino di Venezia Ambiente, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e la Città Metropolitana di Venezia. Per i servizi pubblici locali non a rete, ossia i servizi cimiteriali, le luci votive, i parcheggi a pagamento, il soggiorno climatico per anziani, il centro estivo e il trasporto scolastico, le relazioni ricognitive sono state richieste agli uffici competenti per materia.
Tutti i soggetti coinvolti hanno fornito le relazioni ricognitive al 31 dicembre 2024 richieste, che vanno ad aggiornare la situazione che con questa delibera andiamo ad approvare. Grazie. Richieste di chiarimenti, di interventi su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Riguardo il punto esposto, parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, anche a noi voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Approvata. Punto 12. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ordinanza RG numero 4546 del 29 novembre 2025 del Tribunale di Trieste. Relazione all'assessore Montisano. La sentenza origina da un atto di precetto di Camping Laguna Village SPA che intimava l'Agenzia del Demanio e il Comune di Caorle di eseguire quanto stabilito dal Tribunale di Venezia nel capo della sentenza numero 2453 del 2016. Il Comune di Caorle a suo tempo ha deciso di resistere proponendo opposizione presso il Tribunale di Trieste. Il giudice del Tribunale di Trieste, recependo un'eccezione del Camping Laguna Village SPA, con ordinanza del 29 novembre 2025, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pordenone, sostenendo che le cause di opposizione all'esecuzione instaurate nei confronti delle pubbliche amministrazioni siano soggette alle regole dell'articolo 27 del Codice di procedura civile e non a quelle dell'articolo 25 dello stesso codice. La stessa ordinanza contiene la condanna al Comune di Caorle alla rifusione delle spese legali sostenute dalla controparte, pari a complessivi euro 1.435. Essendo questa una sentenza esecutiva rientrante tra le fattispecie previste di debito fuori bilancio tassativamente contenute nell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267 del 2000, si rende necessario procedere a deliberare il riconoscimento del debito fuori bilancio. Si ricorda che il riconoscimento del debito fuori bilancio ha funzione di accertare che la fattispecie rientri tra quelle previste dalla norma sopracitata, di individuare le risorse necessarie a farvi fronte e di ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente. Non vi è alcun margine di apprezzamento discrezionale da parte del Consiglio Comunale. Richieste di intervento su questo punto? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Voto favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Punto 13. Nomina revisore dei conti dell'azienda speciale Don Moschetta. Relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Premesso che il 30 giugno 2025 è scaduto l'incarico di revisore dei conti dell'azienda speciale Don Moschetta e che con nota protocollo numero 41119 del 4 novembre 2025 il revisore incaricato ha comunicato di non essere interessato a ricoprire la carica per nuovo mandato, si è provveduto a pubblicare un avviso pubblico per manifestazione di interesse alla carica di revisore. Tra le candidature pervenute si è individuato nel dottor Angelo Martorana, con studio in Venezia Mestre, la figura idonea a ricoprire l'incarico. Con la delibera di oggi si procede a nominare il dottor Angelo Martorana revisore dei conti dell'azienda speciale Don Moschetta. Sarà a carico dell'azienda speciale il compenso per l'incarico pari ad euro 5.500 annui, oltre al contributo previdenziale e IVA di legge. Il revisore avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento della funzione e in caso di missione al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta secondo le modalità previste per i componenti del Consiglio di amministrazione. L'incarico avrà decorrenza dal 1 gennaio 2026 e terminerà il 30 giugno 2028. Grazie. Ci sono richieste di chiarimento su questa nomina? Nessuna. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. Voto favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Grazie Presidente, voto favorevole. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Approvata all'unanimità.
Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Adesso vi invito a rimanere per un brindisi e una fettina di panettone, di pandoro per chi lo desidera. Vi ringrazio tutti e auguro a tutti buon Natale e buone feste, anche per chi ci ascolta da remoto. Grazie. La seduta è chiusa. Buon Natale.